Bentornati nel nostro canale. Oggi andiamo a fare sempre quei lavori di gestione della chioma. Oggi non utilizziamo la cimatrice come vi abbiamo fatto vedere in un qualche video scorso. Oggi dovremo farlo manualmente. Perché? Perché le porzioni che andiamo a gestire non sono gestibili con la nostra cimatrice. Ecco, qui nei filari completi riusciamo a gestirla chiaramente con la cimatrice, mentre nel filare esterno, come in questo caso, non riusciamo a lavorare con la cimatrice perché la nostra non è scavallante, e quindi in questo caso noi dovremmo prima passare con il decespugliatore a tirare via un bel po' di erba, abbassare l'erba, e poi passeremo a mano a tirare, a accorciare i tralci e a tirare via un po' di femminelle in modo tale da arieggiare sempre la fascia dell'uva. Ecco, l'obiettivo sia che si lavori con la cimatrice sia che si faccia il lavoro a mano è sempre quello di avere una bella parete fogliare contenuta, gestita, ordinata, perché chiaramente l'ordine in vigna poi vuol dire qualità. Nelle porzioni quelle esterne, diciamo nei filari esterni, quelli vicino alle scarpate, appunto dobbiamo arrangiarci un po' manualmente, e oggi vi facciamo vedere un po' come gestiamo noi questo lavoro. Questi piccoli arbusti che noi dobbiamo andare a ridurre in modo tale sempre da avere la possibilità di arieggiare questa parete fogliare.
Ecco, una volta sistemato, diciamo, la parte bassa dell'erba e aver creato la possibilità di camminare abbastanza agevolmente, adesso dobbiamo dedicarci direttamente appunto sulla parete fogliare, e dovremo andare a tirar via quelli che sono le porzioni di verde in più, quindi femminelle, foglie in più, tralci troppo lunghi che vanno accorciati, appunto nell'ottica di avere una parete ordinata, una parete che poi dà qualità. Ecco, vedete, in questo caso noi andremo a tirar via porzioni di verde in più, che appunto sono considerate di fatto inutili o comunque creano ingolfamento alla parete fogliare e quindi non permettono il corretto arieggiamento. Per far questo ovviamente abbiamo queste forbici, lavoro sicuramente più pigro, di fatto è quello che fa la cimatrice come lavoro. Chiaramente si va a fare una pulizia un po' più mirata, in questo caso magari si interviene di più, vedete come in questo caso sulla fascia dell'uva, in modo tale da poter avercela bella arieggiata e bella ordinata. Ecco, nel fare questo lavoro bisogna sapere dove mettere le mani, ovviamente, perché è un lavoro abbastanza delicato, sembra che si taglia un po' a caso, ma in realtà bisogna andare via in modo molto mirato. Praticamente noi dobbiamo andare a preservare quelli che sono i tralci, o meglio i germogli che ormai sono diventati quasi tralci, che serviranno per la potatura invernale dell'anno prossimo, e andremo a tagliare tutto quello che è extra, o la maggior parte di quello che è extra, che non ci serve per quanto riguarda appunto la qualità e la salute delle uve. Come in questo caso si deve subito individuare, ma questo lo si deve fare in modo automatico senza stare lì a ragionare più di tanto, i tralci, quelli che appunto serviranno per la potatura dell'anno prossimo, e lungo questi tralci si sviluppano alcune secondi piccoli tralci, alcune porzioni chiamate femminelle, e quelle vanno asportate oltre ovviamente alle foglie. In questo caso l'abbiamo tirato via un po' di foglie da far vedere meglio come è organizzata il lavoro e cosa andiamo a tagliare. Ecco, come potete vedere, questo è il tralcio che noi dovremo andare a seguire e preservare. Ovviamente non andiamo a tagliare l'uva e andiamo a incontrare le prime femminelle, come in questo caso. Vedete quanto è lunga questa, e crea ingolfamento, crea ombra, crea umidità in caso di pioggia, in caso si bagnasse. Quindi noi andiamo a tagliarla abbastanza alla base, e già asportando questa porzione, questa è una seconda femminella, vedete, già asportando queste porzioni si crea maggior arieggiamento. In più in questo momento si potrebbe andare a tirar via qualche foglia, perché ovviamente qua non riusciamo a passare neanche con la defogliatrice, e già abbiamo creato estremo arieggiamento. Ecco, vedete, adesso abbiamo fatto i primi metri, abbiamo fatto 5-6 pali, e così capite un po' cosa intendiamo per ordinare la parete, e il risultato è questo, quindi una parete più scarica, l'uva un po' più esposta, e quindi sicuramente meno attaccabile da parte dei funghi, peronosporo, idio e anche botriti, per cui un'uva che è più arieggiata è un'uva che in caso di piogge, come quest'anno sono abbastanza intense, si asciuga prima, e quindi più qualità. Ecco, qui siamo nella seconda banca, perché questo vigneto è fatto un po' a terrazzamento, siamo in quella più bassa. Anche qui dobbiamo andare ad accorciare un po' i tralci, a tirar via un po' di femminelle, esporre un po' l'uva al sole, all'aria, e in questo caso volevamo farvi vedere quello che abbiamo realizzato quest'inverno. Praticamente qui la scarpata ormai era molto scoscesa, e siamo andati a creare questo rinforzo, questo camminamento fatto con dei tubi piantati giù per terra,
e poi abbiamo messo dei pali di recupero da un vecchio vigneto di traverso, abbiamo riempito con sassi che abbiamo trovato nei vigneti, raccolti nei vigneti, in modo tale che ci sia una passerella affinché questo lavoro venga fatto in modo abbastanza agevole. Qua si può notare bene quant'è il dislivello, praticamente la scarpata stava diventando molto verticale e questo creava problemi perché chiaramente questi lavori già sono un po' pesantini, c'è caldo, si fanno in estate e sono lenti, per cui non è che in 2 minuti si fa una fila e quindi dici sì, per 2 minuti porto pazienza e via andare. Ci si mettono delle mezz'ore se non delle ore a fare questo tipo di lavoro, vengono fatti anche 2 o 3 volte nell'anno, per cui c'è un ripetersi di questo tipo di lavori e per cui era importante cercare una volta per tutte di agevolare le operazioni. Avete visto, questo dislivello ci faceva diventare matti, insomma questo lavoro non veniva fatto bene, poi anche in vendemmia si doveva lavorare solo dall'altra parte, invece in questo caso speriamo che quest'anno, a ottobre, quando tireremo giù l'uva, si possa lavorare in modo più agevole anche durante la vendemmia. Ecco, il lavoro qua di mettere giù i pali, raccogliere i sassi e creare di fatto questa banchina ai piedi l'abbiamo fatto l'ultimo inverno, a fine inverno, diciamo quando abbiamo finito la legatura dei tralci, che è un periodo dove magari abbiamo un po' più di respiro, dove si finisce di sistemare un po' la campagna. Avevamo finito la potatura, la stralciatura, la legatura e si fanno quei lavori propedeutici alla nuova stagione, e uno di questi finalmente siamo riusciti a fare, appunto questo, e adesso effettivamente insomma si lavora con un po' più di tranquillità. Ecco, siamo arrivati alla fine di questo video, ci ha fatto piacere farvi vedere, raccontarvi cosa facciamo. Come ogni venerdì, no, esce un video dove parliamo dei lavori che facciamo durante la settimana, insomma durante questo periodo. L'estate per noi è un momento super intenso, però ci teniamo a ritagliarci alcuni momenti dove chiaramente sviluppiamo questi video all'interno di giornate che sono infinite, tra 1000 lavori da fare, e ci fa piacere che la community sta continuando a crescere, che i risultati si vedono, e niente, ci vediamo alla prossima puntata, la prossima settimana.